Oggi vi parlerò di Origini, lo spazolastucchi liquido. Quindi Paolo adesso ci fa una dimostrazione. Partiamo da questi tre pannelli che hanno già il primer, il nostro Primus Sabbia, e una prima mano applicata ancora da ieri. Questo specifico pannello è il primo che facciamo e lo lasciamo così, non lo tocchiamo in fase di lucidatura. Le macchiature che vedremo saranno limitatissime, ha proprio leggermente macchiato. Passiamo al secondo pannello. Il prodotto è sempre lo stesso, sempre diluito al 20%, e questa, quando starà asciugando, lo andremo a patinare. Ecco, adesso facciamo il terzo pannello. Anche qua semplicemente applichiamo il prodotto e lo lasciamo asciugare. Quando il prodotto comincia a tirare, che vediamo che sbianca, quello è il momento di andarlo a toccare o patinare, o in questo caso andremo a lucidarlo con uno straccio. Adesso noi prendiamo questo altro pannello che è ancora bello macchiato, che ancora si presenta con delle macchiature, e cominciamo a patinarlo col pennello e facciamo questa operazione, la patinatura. Passaggio semplice, vellutato, un pochino di forza, in modo che il prodotto si schiaccia, si liscia, diventa più satinato. Queste macchiature che noi adesso vediamo tenderanno a sparire se noi lasciamo la lavorazione a questo punto. Una ulteriore lavorazione per avere delle macchiature, e quindi qui avvicinarci un po' di più a spazolastucchi, andiamo a lisciare con uno straccio. Con questa pressione noi andiamo a bloccare queste macchiature che le ritroveremo quando il prodotto è asciutto. Un'altra delle qualità del prodotto ed è la cera, la possibilità di applicare la cera e ottenere ancora un risultato in più, che è quello dell'assoluta lavabilità. A questo punto abbiamo tre superfici diverse. Il bello di questo prodotto è che ci dà diverse possibilità di utilizzo e anche diverse rese. Allora, qui abbiamo una pittura quasi convenzionale ma dal tocco morbido, con dei colori molto interessanti, molto pastello. Qui abbiamo ancora una pittura naturale ma molto protetta, perché la cera, sempre in modo naturale, dà questo effetto di protezione. Per definizione lo spazolastucchi liquido è questo qua, perché è la versione che si avvicina di più allo spazolastucchi. Gli mettiamo la cera, è lucido, è protetto, sempre con la stessa naturalità, ma ha costi applicativi molto ridotti. Poi c'è la versione patinata, assolutamente questa è nuova, perché ha questo tatto meraviglioso, totalmente traspirante, quindi assolutamente naturale, e ha questo effetto leggermente satinato. Insomma, un prodotto molto duttile, si possono fare tante cose, quindi usabile in tutti i modi ad un prezzo giusto.